Buongiorno a tutti, sono Marta Artico e oggi ritorno qui con la mia rubrica Commercio di Mestre Mia, grazie anche ai fratelli Trevisan che ci ospitano, e siamo con Nico e Dimitri. Dionisi, il cognome non lo dico, anzi il cognome è ancora più complicato, giusto? Nico Aerovimatas, esatto. Come si pronuncia? Giusto, l'hai pronunciato. E invece Dionisi Curcutas. Bravissimo. Curcutas proprio? Sì. Ok, Dionisi mi viene in mente, non so, vabbè. Comunque, io presento subito il loro ristorante, che si chiama K dei Greci, giusto? Amate a spiarlo anche. Voi avete aperto da una settimana. Sì. E avete aperto tra l'altro in un locale storico di Mestre, perché comunque lì c'era la creperia una volta, poi è passato di mano, c'era insomma la vecchia creperia, era un locale al quale insomma, i mestrini sono molto affezionati. Ci siamo resi conto. Allora dai, chi vuole raccontarci subito qualche cosa? Chi parte? Inizio. Allora, noi abbiamo radunato una squadra, un team, dei amici praticamente, che ci siamo radunati e abbiamo deciso di aprire questo ristorante greco, perché se non lo facevamo adesso non lo facevamo mai più. Allora era perché adesso mai più? Perché tutti quanti proveniamo da altre realtà, abbiamo ancora altri mestieri che seguiamo. Tu sei un designer? Sì, io sono un designer. Ci sono altre persone che sono responsabili dell'ufficio di ANEC, Dionisi è qua sul consolato, console, Anna Blanks. Ecco, quindi Grecia. Sì, esatto. Praticamente abbiamo detto, allora buttiamoci. Ci siamo radunati le nostre forze e abbiamo iniziato a fare. Adesso abbiamo questo ristorante tra le mani con un nome molto caratteristico, K dei Greci, perché vogliamo fare riferimento sulla comunità greca che si trova a Venezia, una delle più storiche, anche molto importante per i greci stessi perché era la prima all'estero, e vogliamo dare un po' onore su questo. Vogliamo creare un locale K dei Greci, come una casa dei Greci che con tutti i suoi, con tutte le sue regole, accoglienza, bravo, volevo dire tutti i crismi, per la sua accoglienza vogliamo caratterizzarci di avere uno spazio di ritrovo, un punto di ritrovo. Chiedo subito una cosa, Dionisi, poi tu invece cosa facevi? Tu eri ANEC o dicevi? Tu no, cosa io lavoro al consolato greco. Ah, il consolato greco, quindi che è, non so dove sia. Era a Venezia. A Venezia. Adesso è stato spostato in piazza Ferreto a Mestre. Ah, in piazza Ferreto. Posso chiederti dove? Siamo vicinissimi. All'inizio di piazza Ferreto. All'inizio di piazza Ferreto. Sì. E c'è il consolato greco. Solo una cosa, intanto mi dicono dalla regia di alzare la voce che ci sente un poco e di guardare nella camera, ma una cosa che mi un po' così incuriosisce, com'è che avete detto adesso mai più? Perché c'è stato il lockdown, avevate magari più tempo per decidere, riflettere? Abbiamo avuto molto più tempo per pianificare e organizzare questa cosa. È difficile parlarti mentre guardo la camera. No, avevate più tempo. Avevamo più tempo, sì, quindi siamo rimasti perché c'è stata un po' la pandemia a mettere tutti i passi, a pianificare tutta la strada per aprire ovviamente tutto ciò che abbiamo pianificato non è andato così. Questa è la parte interessante. È andato tutto storto, dici? Così come doveva andare. Ok. Ed eccoci qua. Siamo riusciti ad aprire. E ce l'avete fatta? Vabbè, comunque, no, perché in ogni caso un sacco di gente parla di voi già, ve lo dico. Ah sì? Sì, perché sai, i mestrini aprono qualcosa di nuovo e... Sì, la verità è che noi veramente siamo iniziati sotto traccia di essere tranquilli anche per poter avere, esatto, di riuscire ad avere il nostro tempo per adeguarci anche noi. Abbiamo un team di cuochi, una cucina che è greca. Abbiamo portato il cuoco direttamente dalla Grecia. Ma dove viene? Da Salonicco anche lui. Il cuoco di Salonicco? Esatto. Wow. E stiamo cercando di fare le ricette proprio vere e proprie per questo. Cerchiamo di non modificarle per i gusti, tra virgolette, italiani, adattarci in un certo senso, però dire questo è il modo che mangiano i greci. Infatti, i greci che sono venuti sul nostro locale hanno
usato una frase a dire questo è un cibo di mamma. Cibo di mamma, che sì. si dice in greco? Di mammas. Wow. Ascolta, ma tipo le favas, le fate? No, noi siamo fieri per tutta la nostra carne. Ah, carne? La nostra carne proviene da qua. Tipo souvlaki? Sì, abbiamo tutte cose fresche, non usiamo surgelato, non lo vogliamo. Siamo molto fieri dello stesso per il nostro moussaka, le nostre salse, tzatziki e tutto quanto. Diciamo stiamo cercando di dare una panoramica sulla cucina greca qua a Mestre, con piccole cose che mano a mano che andremo avanti e ci stabilizzeremo per le nostre esigenze e tutto, a sviluppare la cucina man mano che andiamo avanti. Voi due cosa fate dentro? Dove vi trovo se vengo? State al bancone, in cucina? Noi siamo al bancone, in realtà siamo un po' Sì. però prevalentemente io al bancone alle bibite e lui alla casa, però corriamo sempre su e giù. Aiutiamoci, cerchiamo di darci una mano uno all'altro, specialmente i primi giorni che sono anche nuovi per noi. Dicevi che non siete solo voi due, diciamo il team è fatto da altre persone, no? Tra cui, infatti perché mi avevi detto, insomma, in quanti Sì, veniamo? No, in realtà c'è Alex, Sì. che tu dicevi, Ridimmi, era Achilles. Alex, Era Achilles, Achilles, forse imparerò i nomi verso la va fine. bene. Io sapevo che c'era Alexandros. Sì. Alexandros è giusto, è il nome di battesimo. Alex. Però perché sappiamo che abbiamo dei nomi complicati, allora li Achilles. abbiamo un po' adattati. Vabbè, ma Dionisio oramai l'ho imparato. E poi? E dopo c'è Bruno Bernardi, Hanza, sì. Hanza. Hara Hanza, ok? Sì. Siamo tutti, lavoriamo, loro due non lavorano dentro, ma comunque ci danno un grosso supporto a livello burocratico, amministrativo e tutto quanto, il nostro backup di forza. E noi passiamo le nostre giornate dentro. Dentro. Adesso, allora, attualmente siete aperti di sera, giusto? Assolutamente sì. E da che ora più o meno? Noi dalle 7 riceviamo già gente e l'intento è di arrivare sulle aperture di pranzo, molto presto, però prima ci dobbiamo ancora tarare. Ancora tarare? Sì, giustamente. Poi farete anche l'aperitivo greco? Ma c'è già. Ah sì? Cos'è? Allora, la metaxa? No, a parte quello, stiamo facendo una ricerca di bevande, abbiamo anche incaricato e c'è in atto un sviluppo con le nostre tipiche bevande, che può essere la rezina, l'uso, il sicuro. Sicuro? Sì. Poi io conosco il racomelo? Assolutamente, lo facciamo dentro. Ah, lo fate? Lo assembliamo, lo prendiamo. Anche quello un po' che me lo facevano tiepido. Sì, esatto. Esattamente così. Stiamo studiando anche una versione estiva di quello lì, come i vari drink, stiamo facendo dei cocktail basati sugli alcolici greci. Abbiamo caricato una persona che fa quello di lavoro, stiamo facendo una ricerca per poter sviluppare dei cocktail estivi a base di alcol greco. La cosa più divertente che cerchiamo di fare è tirare fuori lo spritz greco. Lo spritz greco? Sì, com'è lo spritz greco? Lo stiamo lavorando. Con la mastica? Sì, bravissima, abbiamo la mastica. Ma io qua ragazzi. Mi fa piacere che conosci veramente i nostri prodotti. Ne ho portate, sono stata da te un mese fa, mi sono portate tipo 7 mastica a casa. Li abbiamo. Un successo, devo sottolinearlo questo. Su questi pochi giorni che è arrivato, sappiamo che i venerdì apprezzano di bere giustamente, no? E provano tutte le nostre cose. 3 astemmi sono riusciti a bere mastica e andare via contenti. Nel senso, quando erano 3 persone, ho detto, ieri sera proprio avevamo la terza persona, ridevamo un sacco per questo successo. Ah sì, mastica, cioè, poi ci sono i negozi con tutta la mastica, cioè io a casa ho pure le caramelle di mastica pura, di reso, insomma. Allora, per chi non lo sapesse, la mastica è la resina degli alberi dell'isola di Chios. Solo lì. Solo lì si fa e arriva un po' dappertutto. Però lo spritz alla mastica sarebbe qualcosa di... Ma infatti le analogie e tutto quanto lo stiamo sviluppando bene e non sarà solo questo, saranno anche altre cose molto interessanti.
Poi come si chiama? Il racomelo a Folegandros l'ho bevuto, che ti danno delle cose, a parte che lo bevi dappertutto. Cioè, e anche a davano i Creta. pastelli, Sì, esatto. I cosi che hanno quel nome. È una cosa bella che sono drink di compagnia. Drink di compagnia, da Esatto, di stare, da condividere, da bere. Infatti il nostro menù si applica principalmente con piatti unici, con i suoi antipasti che sono le coccole del parato all'inizio, prima di iniziare sulle cose principali che abbiamo diverso tipo. Poi adesso io non lo so, però quando vado così in Grecia noi dividiamo, si prendono sempre tanti piatti, poi si mettono un po'. Sì, infatti non come primo, secondo e contorno. Questo è lo stile che stiamo puntando proprio su quel tipo di mangiare. Esatto. Perché noi non abbiamo primo o secondo. Abbiamo piatti unici o piatti che rimangono in centro con ognuno davanti a sé un piattino che tira dentro il suo piattino. Questa è una specie di buffet al centro di una tavolata di amici e che si condivide. E spingiamo di far vedere questa cosa alla gente che guarda, e così si mangia, e che così te lo gustate bene. Comunque in tante parti del mondo si mangia così. Noi italiani che dobbiamo sederci a avere. È normale, ognuno ce l'ha le sue abitudini. Esatto, però è più bello perché così si spizzica un po' qui, un po' lì, no? Ma quali sono i piatti forti da provare, di sicuro? Assolutamente, abbiamo due tipologie di moussaka. Il nostro cuoco ci ha fatto una bella sorpresa, ha fatto anche il moussaka vegetariano. Siamo molto fieri di questa cosa perché quando è arrivato, dopo tutti questi anni qua, abbiamo detto questa è come la faceva la mia madre, che eravamo tutti contenti con un sorriso fino alle orecchie, e allora abbiamo fatto. Questo è molto interessante, siamo fieri delle nostre salse, che facciamo anche quelle tutte di qua. Tutte? La carne è speziata, è marinata. Anche là è un diverso gusto, ha diversi aromi, un'altra cosa completamente da quello che propone la cucina italiana, che sicuramente è diversa. Sì, assolutamente. Faccio le polpette. Le polpette di zucchine, però dimmi il nome. Colochito kiftedes. Colochito kiftedes, no, buonissime, sì. Ok. E poi dopo melanzane kiftedes. Sono di melanzane? Assolutamente. E di carne. Colochito kiftedes. Dopo la cosa bella è che abbiamo le nostre sfogliate, le torte con salate. Le torte salate che sono anche quelle tipicissime col formaggio piuttosto che con i spinaci. Con i spinaci. Per adesso siamo iniziati con 2 per far introdurre questo tipo di piatto. Man mano che andiamo avremo un giro di diverse tipologie perché è un piatto che ha preso tante modifiche e con diversi altri materiali. Sì. E dolci? È il yogurt con miele. E noci. E le noci. È una spruzzata di cannella sopra. Cannella. Perché l'aroma di cannella. Però lo yogurt è quello, non quello, cioè quello un po' denso, no? Quello che sembra. Esatto. Dopodiché io vi dico il mio dolce preferito è la portocalopita. Quello che arriverà presto. Io mi piazzo lì e chiedo. Ma veramente la portocalopita e tutte queste cose sciroppate che hanno influenze dell'Asia, dell'Asia minore per i greci, con il miele e tutto quanto, non è zucchero, non usano zucchero, usano il miele. Oppure sì, poi c'è la halvas, halvas, non so come si pronuncia, un mio amico ha imparato a farla. Ci sono di diverse tipologie anche là. Sì, non quelle che vendono, proprio quella. Sì, siamo lì. Esatto. Anche quella prima da fare, ma più prima che poi. No, ma io vi suggerisco, poi voi. Però è anche questo è una ampia, abbiamo delle ampie scelte per proporre. Noi adesso iniziamo e mano a mano avremo dei guest star sul nostro menù e allora arriverà questo piatto, l'altro piatto. Il guest star del menù. Sì, dobbiamo farlo così. Bisogna assolutamente. Sì. Comunque il feedback che avete è buono in questi, perché io annuncio sempre le dirette e diverse persone mi hanno scritto anche in privato: ma dai, il greco, dimmi dove, perché lui una volta c'era un ristorante greco, tanti anni fa, però era un mix, era una cosa, e poi comunque ha chiuso, quindi la gente questa settimana che siete aperti, come vi ha accolto, avete visto? Noi siamo contentissimi. Ci fa onore veramente che viene gente, e la cosa importante all'inizio sì, lo dicevamo ai amici, ma mica a tutti. Sì.
Adesso abbiamo queste 2 settimane, quasi 2 settimane, non le abbiamo chiuse. Il locale è pieno da gente che passa da fuori, che ci vedeva che facevamo i lavori, perché dobbiamo dire anche che i lavori li abbiamo fatto noi. Ecco, voi avete fatto tutti i lavori? Sì. Ci piace fare questi, quindi prendiamo un progetto dall'inizio e portiamo. Perché lui è un Designer, sì, un designer, insomma. Lui ha le mani d'oro. Le mani d'oro. Io ammiro, cioè bravissimi, quindi l'avete un po' trasformato, diciamo. Sì. Ambient. Infatti, una ragione di più che era basato su un locale molto storico di Mestre, tutti aspettavano di trovare piccole modifiche. Noi lo abbiamo trasformato molto. Questo è tutti si rimangono, ma io mi ricordo arrivavo qua quando ero piccola e adesso è diventata così bravi. Prendiamo veramente, siamo molto contenti. Perché tra l'altro in quella zona si può dire, vabbè, la creperia aveva chiuso da tanto, poi c'era stato un altro locale aveva chiuso, poi lì c'era un locale famoso dove i mestini andavano a bere lo spritz che si chiamava Wood, non so se lo conoscevate. Poi nel lockdown ha chiuso anche quello e che insomma è stata una grossa perdita perché comunque. Sì. E poi però adesso ci siete voi, quindi insomma. Voi non avete plateatico? Abbiamo un piccolo giardino che lo apriremo a breve per i tavoli, adesso la gente si ferma lì a bersi le sue cose tranquillamente, metteremo anche i tavoli fuori e sarà anche una sorpresa, ma cercheremo di fare un bel evento un evento? Sì, proprio per il nostro giardino. Giardino estivo di Cade dei Greci. Assolutamente già sì, diventa. L'ultima cosa un po', questa cosa della comunità greca. Voi fate parte della comunità greca o no? Insomma, siamo greci e quindi comunque siete in contatto, ecco, io non so, perché ce ne sono varie di comunità. No, in realtà la greca è una. Sì, che è sediata sul Foco dei Greci, dove è la chiesa. Sì, abbiamo buoni rapporti con loro, assolutamente sì. E quindi insomma. Sì, ma anche sono arrivati fino adesso anche pochi greci. Pochi greci? Sì, però anche loro cercano di capire, dicono, è la nostra isola Corinto. E siamo contenti per questa cosa. Io comunque guarda, secondo me dovete puntare sugli aperitivi al racomelo, alla mastica, non so come si pronunci, scusate. No. Io ti vedo lanciato sui cocktail. Vediamo cosa verrà fuori. Sono molto curioso che la ciao. Non vedo l'ora è il momento delle prove. La settimana della prova. Settimana della prova. Prova alcolica. Prova alcolica. Ma ci sono gli invitati, si può partecipare, dire se è buono? No, basta presentarsi. Basta presentarsi, sì. Ok. Questo lo pensiamo noi. No, va bene, dai, comunque insomma, l'altra cosa, la zona vi piace? Diciamo quell'area dove siete, come la trovate? E qui cala il silenzio. No, cala in silenzio. Una zona abbastanza interessante. Sì, è una bella sfida anche quella. Ecco, hai trovato la parola giusta, no? Perché quell'area è praticamente molto vicina a Via Piave, quindi magari di sera può darsi che ci sia. Ma guarda, sappiamo le problematiche di questa via e sappiamo che tutti si stanno muovendo a cercare di risolvere questo disagio. Noi o con una maniera o con l'altra facciamo parte di quella zona, faremo il nostro. Noi vogliamo ripopolare quella cosa, infatti con i locali che sono vicino esatto. Cerchiamo di tenerci in contatto. Anche lui ha iniziato a spingere molto, lo stesso anche noi, e se non facciamo squadra sarà difficile di non andare avanti. No, è bellissimo perché tutte le persone che vengono qui conoscono le problematiche, insomma, delle aree dove si insegnano, però comunque sono tutti propositivi, diciamo, no? Quindi. Sì, ma crediamo su questo che noi possiamo essere uno strumento, una leva per migliorare su questa cosa. Verrà la gente, si ripopoleranno questi spazi e l'unica risposta che si può dare in questo caso. Farete anche musica? Sì.
Tipo si viene a ballare, no, Sì, sirtaki. assolutamente. Vedi? Siamo in contatto con dei gruppi locali che suonano musica greca. Della comunità greca? Sì, ci sono gruppi sia a Venezia che a Bologna, per dire quelli che sono. Non sapevo neanche l'esistenza, invece. Sì. Entro breve cominceremo con gli eventi, quelli seri. Quelli seri. Sì. Quindi alcolici e musicali. Esatto. Dobbiamo dire che la principale caratteristica di un greco è che fa festa trova la scusa per fare festa. Questo è, dobbiamo trovare le scuse per fare, che è una cosa Una più scusa per facile. fare festa. Assolutamente. Il motivo per il quale io voglio trasferirmi dalla mia amica greca è che lì è una cosa bellissima perché si va sempre, cioè dopo lavoro alle 5 si va sempre fuori, ok? Quindi e anche il Pireo è bellissimo, comunque è pieno di marine, e poi sono questi locali, Turco Limano, Marina Sì. Zeas, vabbè. E dopo ci sono questi locali che da fuori non gli dai una cippa proprio, un euro, entri dentro e sono Un altro mondo. fantastici. È più o meno quello. Come? Vabbè dai, quindi Sì. e poi ci si diverte, si sta sempre lì. No, diciamo che è il contatto con le persone. Principalmente piace a noi, ma fortunatamente a tutti quanti. Avere un'interazione con i nostri clienti è veramente una bellissima cosa e ci rendiamo conto di una cosa: quando vengono le persone, se interagiscono con noi, dopo cominciano a interagire anche tra di loro. Nel senso, diverse compagnie riescono a interagire A tra fare di loro, amicizia. a fare amicizia. E questa cosa è il nostro sogno. Di avere un punto che la gente si conosce, stanno là. Sì, dove si sente il suo agio, non si sente a casa. Esatto. È quello. Non è solo un ristorante che tu ti siedi, mangi, vai via. Non ci interessa. Non è questa solo un cosa. ristorante, ma puntate anche molto sulla convivialità, insomma si viene, si condivide il cibo, si prova, prima magari si prende non so, un mastica spritz. Esatto, non so, lo adesso spritz bene. greco com'è? Non lo dico perché abbiamo due tipologie adesso, vediamo quale riuscirà a prendere strada. Vabbè, però quando è pronto lo spritz greco Ve lo comunicheremo. lo comunicate e quindi insomma le idee sono tante, si ballerà, ci sarà musica, esatto. io sicuramente verrò e ascolta, voi siete su Instagram, siete da qualche parte, su Siamo sia su Facebook? Facebook che su Instagram come Cadei Greci. Cadei Greci su Instagram e Cadei Greci su Facebook, Esatto. quindi uno può cercarvi, può trovarvi. giusto? Sicuramente Vediamo, sarà anche Cadei il Greci. nostro strumento di comunicazione principale, sicuramente, Sì. per comunicare con la gente il fatto cosa stiamo facendo. Eccolo qua, l'ho già trovato. Mhm. Cadei Greci, siete Sì, questi? esatto. Segui. Ecco. Più uno. E quindi va bene, dai. Allora io intanto vi auguro in bocca al lupo. Grazie. E noi sicuramente verremo a trovarvi. Bene, siamo contenti, vi aspettiamo. Grazie mille. E poi insomma quando farete gli spritz, poi si va anche verso l'estate, insomma, no? Assolutamente. Pertanto farete anche un'inaugurazione ufficiale, qualcosa? Faremo o- un evento, una volta stabilizzati e contenti faremo quell'evento per ringraziare tutte le persone che ci hanno trovato. Che vi hanno trovato, che vi continueranno a trovare. Allora io ringrazio Nico e Dionisi, ho detto giusto l'accento, giustissimo. però i cognomi già non me li ricordo Non più. importa, siamo noi. E andate a provare il ristorante Cadei Greci, Grazie. dove Grazie. fanno cucina greca, Grazie. originale. Quella della mamma, che si dice in greco? Dismamas. Dismamas. Ecco, grazie mille. Grazie a tutti.